Andriotti, vai a Savì, che voglio tanto, beh scusate, bevo, se non mi viene paina, signora. Io voglio tanto bene, la vostra salute mi sta a cuore, però sapete che è un cittadino in Adria che mi sta a cuore più di tutti gli altri. E chi sarà questo cittadino? Omar Barbierato. E chi è l'Omar Barbierato? Ma tu diciamolo su, signor Sindaco! Carissimo signor Sindaco, buonasera, come stai? Sta bene? Metta su qua sta borsetta. E lei è Ciaro. La trombetta. Mamma che brutta sierra! E là, Rita, e là. Perfetto. Là. Ho capito. Che brutta sierra, Sindaco. Che brutta sierra che guarda a telegramma. Ma brutta! Aspetta, brutta! Brutta, lo vedo male, signora, lo vedo male. Presto, mi dava questo coso che ho da cosolare. Sentivo il cuore, sta fermo qua. Fermo. Male! Ah sì, malissimo. Ciao, e il fa tic e dopo il fa tac. E il fa tic e dopo il fa tac. Guarda, il tic non è neanche male, lei il tac. Lei il tac. E si gira, che sentiamo i polmoni. Senti. E dica 33 barufaldi. Forte! 33 barufaldi. 33 barufaldi. Io so che lui fa fatica del 33, che di uno che non sa abbastanza. Attenzione, silenzio. Assento ufficio. Perché da Barufaldi? E sarà Barufaldi che è sempre in agguato. No, io vedo mai, si gira. Tira fuori la lingua. Mamma che lingua, signore. Fioli. Lei è verde con fa la pavarina del fosso. No, caro sindaco, vada così, so a vedere così. Mi sono già in grado di fare una diagnosi, non per niente a so caposaia. Allora, sindaco, guarda, mi dico, così a occhio, lui è affetto da una rarissima forma di cacalessia amministrativa. Sì, secondo me sì. È la cacalessia, no? Sì. Con annessa sindrome di rigetto dell'opposizione complicata da un possibile cactus cereale col fiscio. De Barufaldi, sempre lui. Allora, caro sindaco, insomma, in poche parole, lui è a rischio estinzione. Bisogna intervenire immediatamente. Avanti, lo stiamo perdendo. Via, bisogna intervenire. subito. Se ne stira e se tenga pure me se ne stira, se no come che vuoi, dai se il vol Mina, invece sindaco poco a fare, permesso che mi metto il camice, avanti, la mia tira su qua del rio, avanti, avevo da eseguire un'operazione al sindaco aperto. No, prima che voi a canzone, scherzi. Pronti? Se mi prepara tutto il necessario qua però. Tutto necessario. È pronto lui? Ecco, imbecille sempre, qui non manca mai. Pronto, sindaco? Sta lì, salo. Pronti? Allora, Bastrocchi vecchi. Allora, operazione a sindaco aperto. E sindaco, bisogna operare, cavalche dalla panza, tutto storma a stare, poretto Barbierato, è sempre in
pena, perché la minoranza gasprantum figa. Se solo il verso bocca che è l'opposizione, odio a piticero e peso di leon. Ma se un caro sindaco e fa delle cappelle, per forza che chi altri ne cava anche la pelle, e cava e cava l'intestino, e il sindaco poretto e resta al lumicino, e cava e cava e cava, e tutto l'arsina, e barbierato sindaco ne resta la metà, e cava e cava e cava, ne resta l'arsina, de barbierato sindaco ne resta la metà. Avanti, avanti qua. L'assistente a me chiede il traversone per piacere. Allora adesso, forza. Aspetta ciò però, prima di intervenire, aspetta. Perché vorrei un familiare, perché mi temo che l'operazione va bene, femo di corni. Femo che i corni. Mi temo che si sveglia, che il gabbia qua, femo Che i corni. che voglio un familiare, che vorrei un familiare. Familiare. E siccome mi so democratica, Sì. so trasparente, so partecipativa, so per il bene comune, in comune, forza del comune, pan comune, con l'olio, con i ciccioli, allora mi dico, adesso votiamo. Chi è d'accordo da fare il familiare del sindaco al SEMA? Faccia! Su, pian. Bene, sono contenta, bene, ti reso la mano, grazie, vi ringrazio della partecipazione, ma siccome ha deciso me, il familiare lo decido me, indovina chi che è? Indovina chi che è? Marufaldi! Bene. Allora, pronti? Procediamo. Sindaco, è di ridere o di piangere? Insomma. E ride il segnale ancora, cosa che aspetta, tenga il flebo de... Lambrusco frizzantino. Poi posarsi, sai da fare. Non gli abbia paura, sindaco, lei in buone mani, caro al signore. Caro al signore, sta a preoccuparsi. Pronti con l'anestesia? Sì, sì. Senti, Befana, dovremo un'anestesia soft intanto. Sì, dovremo la soft. Pronta? Pronti? Via! Ninna nanna ninna oh, questo sindaco a chi lo do? Glielo do alla Befana che lo tenga una settimana. Glielo do A Cavallari che lo tenga ai giorni pari. Glielo do a Sandro Gino che lo tenga nel lettino. Glielo do alla Beltrame Che lo liga come un salame. Glielo do alla Furlanetto Che lo butta giù dal letto. Sai dove sa? No. No. Ride. Demo strong. E vai, Demo strong. strong. 1, 2, 3, pum. Ma più forte, raga. In parte, 1, 2, 3, pum. Sei tutti noi, dai, un'altra. Ostrega. Non dà? La controlla se il paziente è vigile. No, Befana, il vigile non è il vigile. Lei è il sindaco. E senta, allora, un imbecille che drio, uno che appena andare su, adesso ci mette anche la vigile, la controlla se è indormessato. Lei affisserà gli occhi. Allora, pronti? Via. Allora, guanti sterili. Benissimo, qui il cappotto rosmarino va benissimo. Bisturi, quello piccolo. Eccolo qua. Pronti? Facciamo un'incisione da cesello. Sindaco, dopo se si mette in costume al mare, che si mette il perisoma, nessuno si accorge niente. Bene, Ottimo. sega. Ha di aiutarmi adesso, perché lei è un osso duro. Ha di da fare. Provai, via. Seguire il movimento. Siamo pronti? Via. Benissimo. Ottimo. Via. Oh, che vedemia qua. Intanto mi dà qualcosa per tamponare, cagare i vasi qua. Tampona. Tamponemo.
Che vedemi a cosa che chi? Signor, cosa che è? Cosa? Guarda che intrigamento! Che intrigamento! Che intrigamento! Massa roba, ma com'era? Queste è tutte in vena, guarda budella! Guarda che roba! Massa roba! Ciao Befana, mamma mia, ma per me la budella Lei spreco per l'amministrazione, tutte queste budelle! Cava! Cava che da siamo agli alpini per dopo, alpini! Ma Pronti? e dopo chi cosa è? Urca! Avendo qualcosa che ostruisce il canale gastrico. Lei è una roba grossa questa, la mi aiuta a capiremo. Aspetta. Pian, ciao, pian. Dai. Eccola qua! Ecco il Ario lì. Questo è il rospo! È il rospo della scuola media e Bottrighe! Ma come si chiama? Come si chiama? Zaia! Pronti? Tamponemo! Tampona bene! Tampona! Mamma mia, signore. roba, che schifo! E questo cos'è? Porco questo! Ma che roba anche questo! Questo è l'osso che... mi aiuta a tirare! Questo è l'osso che è andato a sinistro! Tira pian! Eccolo qua! Questo è l'osso che è andato a sinistro detto esatto! Via! Ecco io cosa era! Guarda, ho visto che c'era una massa! Tampono! Ho visto che c'era una massa nuova, una massa... E qua? Maria Vergine, cosa è? È una massa che ostruisce il canale amministrativo, dai, mi aiuta! Eccolo qua! È il bidone della discordia, del regolamento del decoro urbano! Il bidone dell'umido! Quello che bisogna che ti tiri fuori alle 9 della sera, che ti vai torre alle 5 della mattina, vai alle 4 e mezza, bisogna punti a sveglia e prima bisogna te a denti. Butta via! E qua? Mia Vergine, guarda un peveron! Tira su! Un altro peverone! Peveroni beccanti! Ma ecco perché in consiglio comunale è così fettente! Lei è così fettente! Quanti? Tampona! Madonna santa, ma che roba! Mi pare io che abbiamo fatto un bel verto! Sì, dai! Vediamo se si sente... Adesso là. bisogna vedere se si sente l'eco. Sentiamo? sente. Vieni che sentiamo! E pare che sia una bella verta! Che questo è il reflusso del campo sportivo della San Vigilio! Quello che gioco il can, sera, qua! Sera! Via! Sera tutto! Pronto? Allora cosimo come si deve, sindaco? Ancora non vigile, sempre benissimo! Mi dico che fa a posto. Basta! Mi dico che si poteva anche svegliarlo. Lo svegliamo? Cosa dia? Senti, io conosco un metodo di medicina ipnotica di risveglio. Cosa dite? Usiamo quello? Adoperiamo quello, che è un metodo... Allora, in poche parole, si tratta di rievocare una frase traumatica, ok? Dire una frase che ti ricorda un evento traumatico. Ma ora Chico, io sono imbarazzo della scelta. Proviamo a dire questa. Senti, mi è venuta in mente questa. Cobaru Falli, in consiglio comunale, andiamo ogni giorno sul giornale. Mi pare che vabbè. Proviamo. Però vi da darne una mano. Proviamo. Allora ripetiamo. Cobaru Falli, in consiglio comunale, andremo ogni giorno sul giornale. Però bisogna farlo a ritmo. Sì, dovresti farlo a ritmo. Dai, pronti? Via.
Cobarufaldi in consiglio comunale, andiamo tutti i giorni sul giornale. Cia cia cia, Cobarufaldi in consiglio comunale. Cia cia cia, Andiamo tutti i giorni sul giornale. vai papà, Cobarufaldi In consiglio comunale, cia cia cia, andiamo tutti i giorni sul giornale. cia cia cia. Aspetta. Ascolta. E si sveglia? Sai svegliare? Aspetta. Aspetta. Adesso piano perché l'intervento è stato doloroso. Adesso sindaco pianca che Pian- girerà la testa, sa. Sì. Su la testa spero che le gira. Metta sui piedi qua e va alla pian, stare attento. Occhio. La sudà anche, Ecco. La sudà. Aspetta che tampono. Ecco, già La le sudà. stress, già. Caro sindaco, e guarda che adesso andiamo ripulio. Andiamo sgombrare da tutti i rospi, da tutte le cappelle. Adesso secondo me così sistema lui può andare avanti per il suo mandato. Però ogni tanto che consiglio, ogni 2 o 3 cappelle caffè, venite alla Befana che dà una pulitina. Cioè dire, un applauso al sindaco! Che si è gentilmente prestato a questa operazione al sindaco Berto, che non è da tutti. Allora adesso diamo un'altra cantata, Strocchi canta anche al sindaco. Dagli un microfono. Cosa Gaia? Cos'è successo? Cos'è nato? Prego tesoro, ma dopo vengo in casetta. Da calzai. Demo, pronto? Sindaco vieni a leggere le parole. Che ga cantare, ga fa la voce solista. E sindaco, bisogna operare, cavalche dalla panza, tutto somma stare, Coretto barbierato, le sempre invelena, perché la minoranza gastan mal figa, se solo il darsi bocca a che l'opposizione, oddio apriti cielo di fare di leone. Ma se tu caro sindaco e fate le capelle, per forza che gli altri che cava che la pelle, e cava le bene, e cava l'intestino, e sindaco Poretto e resta l'unicino, e cava, e tutto ransina, de barbierato sindaco ne resta la metà, e cava, e tutto ransina, de barbierato sindaco ne resta la metà. Prego sindaco. Dica quello che deve dire, che dopo Brusemo la vecchia. Sì. Allora, grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile, tutte le associazioni che hanno reso possibile questa settimana dedicata alla Befana. Penso che questa piazza così piena, oggi, ieri, l'altro ieri, sia il regalo più bello che possiamo fare alla nostra città. Viviamo la nostra città che è piena di attività, adesso ci sono i saldi, quindi viviamola, compriamo all'interno di Adria, facciamola vivere perché è la città più bella della provincia di Rovigo. Quindi grazie a tutti voi, viva la Befana, viva Monica Stefani e tutti quanti quelli che si sono messi a disposizione. Grazie mille. Ascolta, adesso mi ne voglio essere rispettosa. Può darsi che sia parente di Bastrocchi? Allora è mezza parentela, vero? E suoniamo la chitarra, può essere? Ah, ecco, esatto, ha questa affinità elettiva. Ascolta Befana, allora noi abbiamo pensato come amministrazione di farti 2 omaggi. Allora, questa è una bacchetta civica, così quando... Brava, fa la esatto. magia tutto quel che vuoi tu.
lo trasformi tu rospo io. Mi pensavo che te potessi usarlo anche su Inge ogni tanto. Ah, certo. Benissima. Allora, questo invece, siccome dopo tutti questi giorni Sì, di duro lavoro, sì. avrai voglia e bisogno di riposarti. Riposarmi, sì. Allora, cara Befana, Sì. abbiamo pensato di regalarti questo cuscino Eh? e siccome va di moda però anche i rapper, i trapper, Sì, eccetera, Sì. c'è un'immagine bellissima che ti farà fare dei sogni d'oro. E saria giù questo. In versione trapper. Maria Vergine, che brutto! Che brutto, eh? Non ti piace Befana? No, dico, no, che brutto, ma non alludevo a lui, alludevo. Adesso che vedo questo, dico, che brutto che è lui. Di solito sono così però. Certo che scendessi in consiglio comunale con sto animalie panterato, chissà che barufalli, e sia manco Che dici? graffiante, eh? Ah, che smagna. Grazie, signor sindaco! Evviva Befana. Grazie, signor sindaco. Bene, e allora adesso, grazie alla bacchetta magica, daremo il via al nostro Brusaveccia. Cari Adriotti, siamo arrivati al momento cruciale di questi giorni della Befana. Auguro che il Brusaveccia, il falò, porti via dalla nostra città, se fosse possibile, tutto il male, tutta la tristezza. Ricordate, falive a ponente, panocce niente, falive a levante, panocce tante, e speriamo che sia levante. E allora Adriotti, con tutto il mio cuore, salute, concordia, lavoro, amore nelle vostre famiglie e per i vostri cuoresini belli! Vai! Musica maestro, vai! Che devo dire, che devo fare, con sta racchia de mi moglie, quanto è brutta mamma mia, non la posso più guardare. Quando s'alza la mattina, mi ricorda carnevale, per sto cuore una rovina, quella me lo fa malà. Brutta Befana, vedi che non sei buona, parte per pagotello che non mi serve più. Brutta Befana, esci da casa mia, se non la malattia tu me la fai via. Quanti mariti, quanti cornuti, dalle mogli abbandonati, quelli sono fortunati, la mia moglie non lo fa. Quando s'alza la mattina, mi ricorda carnevale, questo cuore è una rovina, quella me lo fa malà. Brutta Befana,